Eccoci qua, siamo arrivati al momento di approfondimento con la finanza, con l'economia, con quel che succede nel mondo, con il nostro Stefano Zara, esperto di economia e finanza. Ben ritornato qui con noi. Buonasera. Allora, stavolta andiamo un po' lontano e guardiamo con attenzione la Cina, ma lo facciamo sotto diversi profili, perché intanto ci giungono queste immagini dalla Cina dove sono tranquilli, sono tornati tranquilli, hanno fatto il loro turismo, sono addirittura senza mascherine, insomma ci fanno vedere un'immagine di ripresa molto importante. Dati alla mano, li guardiamo, sono dei numeri di non poco conto e fanno anche degli acquisti, degli investimenti, si stanno muovendo, ma allora che cosa succede? Dobbiamo aver paura di quello che succede in Cina? Ma dobbiamo essere speranzosi, perché se è vero che il quarto trimestre 2020 dovrebbe chiudersi con una crescita del PIL cinese tra il 14 e il 15%, fa sì che la Cina sia l'unico delle 20 economie più avanzate del mondo a chiudere con PIL positivo quest'anno. Guarda te, sono incominciati così male. E da soli traineranno qualcosa come il 30% della crescita mondiale. Ah, traineranno, quindi riusciranno anche a tirarsi dietro anche gli altri. È tanto vero che abbiamo sempre detto che la crisi economica innescata da un fattore assolutamente esogeno come la pandemia avrebbe avuto i ritmi e i tempi dell'uscita dei vari paesi da questa emergenza, farà sì che se ne riparlerà l'anno prossimo per ciò che riguarda noi. È altrettanto vero che Sinovac e Sinopharma, che sono le due grandi società farmaceutiche cinesi, è già da oltre un mese, per un mese e mezzo, che hanno cominciato a inoculare il vaccino agli abitanti della Cina. Quindi oltre 1 milione di cinesi hanno già avuto il vaccino. Sinovac lo vende anche fuori, lo vende in Indonesia, in Filippina, in Argentina. Ma non se ne parla tanto di questo. Non se ne parla, però i dati che abbiamo già ora è che almeno 1 milione di cinesi hanno già il vaccino, hanno già avuto il vaccino, ed è un vaccino che è già stato venduto dai cinesi a Filippine, Indonesia e all'Argentina. Sinovac, si parla di Pfizer, di Moderna. Il problema è questo, che è un po' risibile anche la polemica di questi giorni sulla trasparenza dei dati diffusi delle farmaceutiche, in questo caso di Pfizer, perché se c'è una cosa, se c'è stato un baluardo che ha sempre reso importanti e serie queste aziende, è la loro trasparenza. C'è Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ce ne sono almeno 4 o 5 che sono lì e sono già nella fase avanzata della sperimentazione sulle persone. Se sono arrivati lì in maniera così veloce è stato perché hanno condiviso assieme a tutta la comunità scientifica i dati, non ci sono arrivati né spinti dall'avidità. Molti di loro hanno ammesso che il vaccino sarà a disposizione al prezzo più basso possibile. E quindi che cosa? Quindi vuol dire che anche l'informazione che si fa in finanza succede sempre, ma pensavamo che su materia scientifica che ha un così forte impatto sulla nostra vita ci fosse più attenzione. Ecco, non è vero, che occorre attendere che ci sia trasparenza sui dati, questa c'è già e se sono arrivati lì così velocemente è appunto in funzione della condivisione. Ma addirittura insomma, è un qualcosa di assodato e Però sì, questo è un dato di fatto, ma la Cina che fa da traino, la Cina che va avanti, che sembra quasi aver superato o ha probabilmente superato questo momento, quanto va a condizionare anche le dinamiche mondiali dei mercati? Ma le condizionerà per forza, perché diciamo l'abbiamo sempre definita come il prodottificio del mondo, no? Ma non è solo un prodottificio, c'è un luogo è un acquistificio anche, perché fanno degli acquisti importanti. Ma è anche un grande mercato, cioè sostanzialmente il mercato interno della Cina diventerà sempre più importante, quell'economia è diventata importante e rilevante perché ha saputo, tra virgolette, proporsi al mondo come factory, come il luogo dove si costruisce e si fa a prezzi più convenienti che in altri luoghi, quindi è stato sempre un oggetto di delocalizzazione, ma è anche diventato, per noi che produciamo le nostre merci e per loro stessi, un mercato sempre più importante. La nascita della classe media, le pianificazioni
economica così importante che solo un regime può fare, solo un regime può fare. Dimentichiamoci che pianificazione e sistema delle imprese sono cose che non vanno d'accordo. Peter Drucker, che è il padre del management moderno, no? Un 96enne morto qualche anno fa, mi pare sia morto nel 2008-2009, è un filosofo prestato agli affari, ecco, ma diciamo tutto il management occidentale si basa molto su quanto ha scritto e quanto ha pubblicato Peter Drucker. Diceva che la pianificazione è il bacio della morte dell'attuale società imprenditoriale occidentale. Noi non possiamo avere quegli stessi quella stessa logica di pianificazione decennale che può avere un regime. Noi ci sviluppiamo attraverso la diversità, attraverso il confronto, attraverso la circolazione delle informazioni. È per questo che i social sono così diffusi. Dei social anche noi ne abbiamo una visione molto mondanizzata perché conosciamo gli aspetti più, tra virgolette, frugali, ma social vuol dire anche condivisione di informazioni scientifiche, diagnosi a distanza, sono cose che esistono e di cui le strutture sanitarie, ma anche nel mondo dell'ingegneria, della ricerca non solo legata alla sanità, ma anche alle applicazioni industriali, esiste da anni. Poi è per questo che tutto sommato è banale stupirsi. È scontato che la Cina ne sarebbe uscita prima perché per prima ha affrontato il problema e un regime ha molte meno, tra virgolette, legacci, molte meno situazioni da mediare rispetto alle economie e alle società occidentali. Insomma. Quindi diciamo che come si sono riusciti ad organizzare, a strutturare, adesso hanno i risultati, tirano fuori dei risultati molto prima di noi e di conseguenza riusciranno, sono già riusciti a superare questa crisi. Quello ha un impatto economico positivo, cioè da una parte il mercato cinese che parte vuol dire un mercato che tiene alimentato e aperto un canale di esportazioni per le imprese europee che continuano comunque a lavorare e a produrre. Figuriamoci cosa sarebbe accaduto se anche quel mercato in uscita fosse un mercato che ci preclude delle possibilità. Quindi dobbiamo vederla bene, dire è un mercato in cui continueremo a vendere, ecco, in cui continueremo a comprare. Il fatto che ne siano usciti ci dà anche un orizzonte temporale, vuol dire sostanzialmente c'è uno sfasamento temporale tra noi e loro di circa un 3-4 mesi, quindi può darci anche lo dà ai mercati. Quindi dà positività ai mercati, perché noi abbiamo sempre questo problema di sti volatili mercati che... Ma poi ecco, i mercati sono molto semplici nella loro complessità, semplici ma non banali. La semplicità non è un concetto che si abbina alla banalità, sono semplici nel senso che vengono letti in maniera corretta i numeri e i mercati distinguono quando possono le opinioni dai fatti. Cioè, un mercato che ne è uscito dà delle garanzie agli investitori. In quel mercato possiamo continuare con quelle a fare affari, con le aziende cinesi possiamo continuare a fare affari, possiamo continuare a comprare i loro beni. Chi produce materie prime o chi lavora o chi importa o esporta materie prime sa che il ciclo delle materie prime ha ripreso con forza. Basta vedere come sono saliti i prezzi dei superconduttori, il rame, il litio, il palladio negli ultimi 2 mesi. Cioè lì sono termometri molto significativi e pratici sul fatto che le imprese stanno cominciando di nuovo a far scorte di materiali per i PC, per i telefonini, per tutta quella serie di lavorazioni industriali che necessitano di quel materiale che per la maggior parte è estratto in Cina oltretutto. Adesso ecco, esatto, c'è da aver paura per comunque la Cina come colosso, per gli acquisti che potrebbero fare di aziende invece dell'Europa per esempio in crisi, perché di fatto anche questo, oppure tutto sommato... Ma diciamo le tre cose, le tre variabili degli ultimi 2-3 anni, Brexit, Cina e amministrazione americana, stanno un po' arrivando al dunque, no? Ci stanno tirando le somme di tante cose. Una Brexit che si è vista, tra virgolette, una vicenda che ha innescato il compattamento dell'Europa. Abbiamo pensato, ma non sono io solo a dirlo, ma molti commentatori più autorevoli di me dicono in maniera molto chiara che Brexit ha sicuramente favorito i recovery fund.
non sarebbe stato così scontato arrivare a quella conclusione, e vediamo che comunque anche adesso con l'eggersi dei paesi tra virgolette frugali o dei paesi dell'est che sotto traccia, neanche tanto sotto traccia, comunque col vessillo del Stato di diritto, ecco, cercano del principio dello Stato di diritto, cercano di frenare l'erogazione dei recovery fund. Poi ci mettiamo anche molto del nostro, siamo in ritardo sulla presentazione dei programmi di spesa legati ai recovery fund. Di questi 209 miliardi non dovevamo già dire come intendevamo spenderli, e siamo già a fine novembre, abbiamo ancora consegnato i nostri piani di spesa. Perché è vero, sì. Però abbiamo avuto anche degli ostacoli da parte di alcuni paesi, no? Sì, ma è tanto vero che almeno sì e no, nel senso che il piano di spesa dovevamo già presentarlo. Sì, questo è vero. E siamo in ritardo noi sui nostri compiti, poi si mettono anche loro. Quindi rischiamo di perderli? No, ma no, sarebbe una immane catastrofe. Esatto. Ecco, questa è una di quelle variabili, le tensioni sui recovery fund, una di quelle variabili che se diventasse seria potrebbe innescare delle riflessioni negative sui mercati. Questo, ovviamente i mercati danno per scontato che il recovery fund sia acquisito, noi abbiamo bisogno di quei soldi. Noi stiamo giocando tra virgolette su quelle entrate. Stiamo giocando su sentieri scivolosi e pericolosi, dimentichiamoci che 127 milioni sono di prestiti e 81 milioni sono di sussidi, quindi non secondo il principio della mutualità, poi vanno distribuiti fra gli altri, ma sono soldi di cui noi abbiamo bisogno non tanto non solo per risarcire famiglie e imprese, adesso lo stiamo facendo generando debito, ma abbiamo bisogno per cambiare pelle. Adesso noi abbiamo parlato per mesi di un'Italia che ci sarà, che ci dovrà essere, di una nuova Italia, e vissuto il momento dei recovery fund come un pilastro per ricostruire un nuovo sistema paese basato sulla efficienza, sulla deburocratizzazione, un'Italia 4.0, ecco, sono tutte cose che rientrano nell'ottica delle opinioni, quindi non contano nulla. Chiarissimo. Un'altra cosa, giusto perché ci sta dentro, e gli Stati Uniti con in questa nuova versione come la versione Biden si troverà una grande, non è ancora uscito Trump, no, non è infatti già leggiamo con apprensione, non si capisce se lo sfratto del secolo se non se ne andrà con le sue gambe, ma indubbiamente non solo, è da vedere non solo come un fatto legato agli aspetti commerciali, ecco, ma come un paese che sposerà una logica molto legata all'inclusione, con tutti i limiti e i distinguo del caso, e completamente diversi, quindi rientrerà negli accordi sul clima di Parigi, e questo è un aspetto importante. Certe partnership commerciali saranno risaldate. Bisogna capire come si muoverà in Medio Oriente, perché è un settore che ha sempre creato tensioni poi finalizzate dal punto di vista finanziario, economico, ma comunque delle tensioni che non si sono mai sopite, e poi vedremo come sarà capace di ricalibrare i rapporti di forza con Cina, che non saranno mai più quelli di prima. Quindi sempre tornando al discorso Cina e l'Unione Sovietica. Esatto, è da vedere adesso appunto come si interagiranno, come si rapporteranno. Per adesso cosa si prospetta? Si prospetta, insomma, i mercati hanno festeggiato, ovvio che un clima di dialogo è meglio, si fanno comunque dei buoni affari, dei migliori affari quando il clima quando c'è un diffuso clima di dialogo, o comunque quando si crea un habitat in cui si può innescare un clima di dialogo rispetto a delle tensioni basate su rapporti di forza, in cui io metto un dazio, tu ne metti un altro, io ne metto un dazio più alto, io invece ti stoppo la produzione dall'altra parte, cioè la logica sembra diversa. Poi anche lì bisogna cominciare a ragionare sui fatti e non quindi sulle opinioni, e vedere le misure concrete. Biden parte subito con la necessità di dover irrorare il sistema finanziario americano con 4.000 miliardi, dopo i 2.000 miliardi già erogati da Fed. Parliamo di 2.000 più 4.000 e noi in Europa siamo a 7,50, cioè la possibilità di spesa immensa che ha quel sistema produttivo
unita d'altro canto alla possibilità che, altrettanto smisurata che ha il regime cinese di non dare, di supportare le imprese che sono sostanzialmente imprese di Stato, fa sì che le due più grandi economie del paese apriranno un divario sempre più importante con il resto del mondo. Eh sì, assolutamente sì, quindi bisogna stare un po' adesso alla finestra a vedere come si va a configurare un panorama. Più che altro fare, c'è molto da fare, in realtà noi oggi almeno 6 mesi leggiamo commenti, riflessioni. Noi siamo un paese che ha un'attitudine letteraria, cioè riusciamo a trasformare in chiacchiere e in scritti qualsiasi tipo di... dovremmo diventare un paese che ha un'attitudine anche a fare le cose. Sì, non sta solo ad aspettare. Allora, Stefano Zara, grazie di averci fatto questa panoramica generale e grazie a voi telespettatori di averci seguito in questa puntata odierna. Come sempre noi ci rivediamo domani, comunque ricordatevi le puntate sono sempre presenti sul web e su YouTube. Grazie ancora, buon proseguimento, buona serata.